Dalla prima edizione sono a fianco del Casius, la più attesa vetrina del settore lattiero caseario, e a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta hanno portato quest'anno il tema dell'innovazione legato a quello che è stato definito l'ingrediente perfetto, il latte, propulsore di vita e materia prima di tutte le produzioni, dal burro ai formaggi alle 1000 interpretazioni possibili in cucina e non solo. A Casius, latteria Soligo, ha ruolato anche il presidente del Veneto Luca Zaia nei panni di pizzaiolo in prim'ordine per una pizza alla veneta impastata con farina e latte, per far comprendere quanto ricerca e innovazione siano ancora al fianco dei produttori per ottenere una materia prima sempre più sicura e salutare. Anche noi partecipiamo da sempre a questa manifestazione con orgoglio di essere qui assieme a altri produttori, perché è un confronto, è un misurarsi per migliorare. Tutto questo che si sta facendo lo si fa per i nostri allevatori, partendo dai nostri campi, dalla fatica della gente, perché per arrivare a dei risultati bisogna partire da una materia prima che sia selezionata. Oggi noi abbiamo la materia prima che è veramente di alta qualità, di qualità che è superiore, sicurezza alimentare, naturalmente controlli che abbiamo nel nostro latte, e questa è una grande cosa, e per quello che si arriva poi ad avere una miriade di prodotti, perché poi il latte è uno, e una miriade di prodotti che vengono qui presentati, delle eccellenze che sono veramente dei fuoriclassi. Latteria Soligo ha infatti condotto negli ultimi 3 anni una ricerca affiancata dall'Università di Padova, in particolare dalla Facoltà di Medicina, per valorizzare il latte come fonte di iodio. Ne è nato un percorso che dalla stalla al brick porta a produrre un latte ad alto contenuto di iodio. Il latte si può migliorare sia dalla parte degli omega 3 e sia anche dalla parte di iodio, dando un'alimentazione ai nostri animali veramente perfetta. Abbiamo studiato 3 anni lo iodio dei nostri allevamenti assieme all'università e siamo oggi in grado di dire che il latte è fonte naturale di iodio. Lo iodio è indispensabile per noi umani per stare bene, per vivere bene, ma sappiamo quanti problemi che ci sono dove c'è la mancanza dello iodio. Lo iodio del latte aiuta tantissimo a portare della salute e vincere anche delle malattie che sono importanti. Questo è quello che stiamo in questo momento facendo e portando avanti, ma non lo facciamo da soli al nostro interno, ma con l'Università di Padova e naturalmente la parte della medicina. Perciò oggi noi nelle nostre confezioni scriviamo fonte naturale di iodio. Salute che parte quindi dal benessere animale, si trasferisce all'uomo attraverso il latte. E noi partiamo dai nostri animali, amiamo i nostri animali, vogliamo bene i nostri animali e alimentiamo i nostri animali perché gli animali stiano bene. Ai nostri animali diamo 250 grammi al giorno di lino da mangiare, perché il lino porta omega 3, porta benessere, e poi nella dieta che noi alimentiamo i nostri animali è fatta perché il latte sia più ricco di iodio. Questo è uno degli elementi, perché poi il latte ha tantissimi elementi. Casius è stata la vetrina migliore per presentare tutte queste importanti novità nella produzione della cooperativa trevigiana, che dall'alto dei suoi 141 anni di storia continua a produrre con lo stesso spirito dei fondatori. Una filosofia che è premiato anche nel concorso che ogni anno proprio qui a Casius mette in gara 500 prodotti lattiero-caseari veneti. La soddisfazione è grandissima quando si vince i premi, quando si prende poi un premio importante sia sulla mozzarella ma sul grana padano, che è uno dei migliori prodotti che abbiamo in Italia, perché il nostro grana, parmigiano reggiano, grana padano, sono delle eccellenze, e vincere il primo premio per quanto riguarda un grana invecchiato 20 mesi, io credo che la soddisfazione sia veramente tanta, e dire grazie sia a chi alimenta i nostri animali, ma ai nostri casari, a chi lavora tutti attorno a noi, per dare al consumatore un prodotto di grande eccellenza, perché solo nelle eccellenze si vince. Innovazione e tradizione sono punti di forza che guideranno anche le prossime azioni della cooperativa. Io vedo all'orizzonte ancora molte soddisfazioni. Di facile non è niente, ma la ricerca, lo sviluppo che possiamo portare, le conoscenze che noi studiando i nostri prodotti possiamo portare a un benessere delle persone.